Questa vaia è fatta con s'aggiudu dessa Regione Autonoma de Sardigna, in prentas 2025-2026, lei dessa Regione 22 de su 2018. Saluto a tutti, sono Benito Rauso a Corrias de Focus, programma de RTS regionale del suo mondo de O in Sardus. Io sono in diretta in suo canale 79 del suo digitale terrestre, Facebook e YouTube. Fino a in WhatsApp, su numero 2 stingunis in bacio, così mandai messaggi e complimenti, tanti critica non diligeusu. Donne agita del peso regionale di un argomento di importo umano, questa agita pure un argomento di importo umano con un ospite di importo umano, Festival Literarius con Giuseppe Maniasa. Bene, beniu. Saluto a tutti. Come ti stai? Sì? Tutto bene? Ti da vai andai bene? Ma che tu de basca? Basca, sì. Ma quando mai? Oh, da approfitto pure di Lucia che io portavo giù a spipidai, anzi non spipidai, a limpiare il fasolletto. Pure, stessa cosa. E su fasolletto giù, Ma se non è che non ti piace. ma di più fai tutte le raccomandazioni, come ti fai questo che senti in televisione, in stati, quando vai basca a meta, depesi papà verdura cotta, verdura frutta, e fai acqua a meta, ecco. E non avessi quando vai di troppo basca. Perché da non hai schifo scusate. Certo. Allora il nome non fai nulla. Mancai, e da che via da fai di aici? Oh, ma poi allora, avete pago tra pago all'ussa sa televisione e si castia un'altra puntata di Corrias del Fuoco, poi taga due stioi un uomini che si seria da Giuseppe Mania, se che devo conosco poi taga esti uno che insomma si ha detta vai, sì, esti fai un festival in Serramanna e da dove sei andata finché se sanno passato, poi due fu di ospiti un poeta strangio che conosceva che non conoscente amico mio su Sergio Pei e Chiara Mola, se dunque Sergio e Chiara funti benio su antidromio in domo e si sono andati tutti a esibire su festival che ha apparicciato questo picciocco Giuseppe, poi a lui e si dugastiato. Tocca capire. Questo è. Ma vicino c'è due speculita tutto va bene. Te non lo conosci. Ma mo è bisogna, da approfitta se vuoi conoscere. Infatti. No, è in gamba, esti. Fazzoletto, non ti va a passare? Il fasolletto è bellissimo. Certo E poi che poi è bellissimo. È proprio il suo tempo. No, mamma tu vuoi sempre. È una cosa più papà. Quando si pisa pitti a detto, finza sei muoia, so che cucino. Su fasolletto mi piace merda. Acqua buffao, naso che fende basca. Sì, amballa, va. Non c'è messa state a mezzodia, 4, 10, 8, no, c'è usciti. Ascolta me Peppi, te oggi ti conosco, ma voi spagoso che non ti conosci ancora, in sardi, i spagoso. Ti devi presentare, ma come sì. Chi sesi, di antisesi, sedati chi scoppia, sa scuola chi tenisi, disagio, pensamento, idea, posso tempo sbenire tutto. Tocca di dire. No, dopo Peppi Mania, proprio documenti Peppi che come Giuseppe. Peppi Mania. Peppi Mania se odiava, ma che nasce maggiori stanzi, ma insomma, come te Giglio, artista più famoso. Sì, De Giglio, sì. E venivo no intervistare. No a questionare. Nuda, via, CTO. Infatti. No, tu creo. E sapete di Antonio Gramsci, ma di chi sta e poi però vivume su Sabida provitia su Gumu provitiu de Sardegna che Bobadri, Baradili, me italiano. Allora dopo sempre pensavo che su territori importanti
i piccoli i comuni pitichedos molto importanti come ti città di Mannasa che uno poi fa edotto ma che sia da me su comune produttivo de Bobadri e questo è approvato organizzazione di eventi biblioteca Granciana tutte cose da Savazzo de Bobadri E poi con internet, computer, Esatto. intelligenza artificiale e poi cose. tocca da si spostare. In Sardegna ha fatto una scelta economica in cui sul trasporto ferrao non è meda No. e quindi o pubblico non è meda, quindi o te in macchina, che sia in Bobadri, che sia in Sesto, è la stessa cosa. Ascolta, sta formazione, sta scuola che tieni, se te sei studiato? Allora, se andavo in seminario. Ah, Una... ma Savacci c'è da volta, beh, però. certo. Tu posso confessare Sei pure, brava appunto, manna. sì. E poi, attenzione, penitenze. Oh, fai uno scoop. No, sì. E quindi ho provato il seminario, poi sono andato a scuola, poi ho tentato perché ho dei problemi di salute, e poi ho proseguito, ho provato il corso su un po' bibliotecario archivista, ed ora sono bibliotecario archivista. E poi ho sempre organizzato in Pau e me in Bainis biblioteca Granciana. Biblioteca Granciana. E in Pau Casa Borrelli. E poi ho organizzato sempre attività culturali, questioni si vengono all'asta, ma poi strangios, ecco, questo è noi hanno su che vedo strangios. Sei dati da scoppia? Sì, no, Che non dinara? 1969, sanno adesso scudetto su Ma Castello, Lucidi, 69, sei dati, 70, sei dati, mi devi 57. Poi mi raccontai 56, sì, bello, ci impara, sempre, ormai fate 8 con sul telefonino, dai. Sì, sei Mandronau, altro che conto, esatto. conto. Come ti nasce questa passione culturali di organizzare a fatteriare eventi su... Sì, ma devo benjo pure adesso sport, ho sempre organizzato, sia da picciochetto vittivo, sempre questa organizzazione sportiva. Su sport mi hanno d'aiuto in posta logistica per organizzare cose, soprattutto insomma sono questioni di cadere dove più di 30 anni vai e quindi ma tu sei uno sportivo, un atleta? Gioca a tennis tavolo, sono l'unico sport che ho provato. Bello, mi piace bene sì, è un bello sport, è un sport soprattutto come ti stu tennis, de conca. De conca? Sì, tocca essere, certo io non gioco blu, però su sport insomma è uno sport di testa, poi come ti studenti se muoio più Sinner insomma è uno che sa conca da utilizzare in modo molto predominante consultausa esatto, quindi. E come ti ha fatto ci passare adesso sport a questa cultura? No, vabbè, poi sono sempre stato appassionato di questa cultura, apro sempre lì giù e soprattutto a contare me tanto Gramsci, ecco, questa vita poi apro sempre studiavo lì giù Gramsci e con fradi mio in su 94 io ho fatto questa biblioteca granciana che muy te più di 10.000 volumi si scelti dentro i Gramsci e poi ho organizzato ho un'associazione e ho organizzato varie attività culturali. Come ti nasce? Ma allora sul fatto che devo sia di Avas a contare un meda. Dove da racconto in quinta elementare ho vinto una specie di concorso per Sudemma dove tenia un maestro Arturo Maniasa di Crucuri, è stato sindaco pure un Crucuri, è una persona che mi ha formato, nonostante io sono via democristiano, però mi ha formato un meda e questo meda per la poesia. Il nostro studio su tantissime poesie a memoria, si variano in quest'anno e poi poi Gramsci comunque ho fatto questo concorso poi via da un anniversario dei Gramsci 77 quinta elementari quindi su quarto anniversario da Samotte Gramsci ed io mi ricordo sempre questo tema si inizia via da nasce ad Ales Antonio Gramsci e molto maestro adesso mi ha raccontato certi gusti però proprio incipit via questo e poi sempre insomma e partia questa cosa. Ma dovrei su festival sicuramente che porta una bella maglietta strangius testimone del nostro tempo sta che ti avvenirai questo festival? Allora è un festival di letteratura autobiografica autobiografica Strangius
che non è straniero, perché non sono straniero, invece non è straniero, è straniero, ma è fondamentalmente forestiero. Chi è questo strangio? Ah, lo conosci, questo è Stefan De Neonelli, giusto? Sì, questo è il sindaco di Serramanna, Gabriele Littera, sì. Lucia sul gruppo Con Carmen Yagnez, Sabovida de Sepulveda, questo stanno passando, sì, ne passa un me, questo se vuoi. Sono organizzatori. No, insomma, Bugiumano, sì. Insomma. Beh, Bugiumano de Serramanna, Manuela Urru. Canto anche questo da conoscere, e questo è il sindaco del Casal di Pietro, Mario Capanna, stanno passando io serrato con Mario Capanna. Bella domo questo è Ospina, questa è la prima edizione. Questa è la prima che sono rendita. Sì, Ilenia Perra, sì, poetessa. E sono musicisti che nesti. Non lo conosco. Questo è su staff. Questo è su staff, non su collaborato con l'associazione di Antonio, chi è il suo presidente, l'animatore Antonio Ara, del Piccioccheddo Specialisi, questo è Ibrahim Allò. Di chi stiamo? Come te nasce questa belle sale però, no, sala prena, bella sta sala, poi andiamo campidanese, una bella lolla. lolla. No, questo che quando mi hanno organizzatori, di fatto sei una specie di imbuto. Ah no? Oinai che su Festival de Serramanna, cioè chiunque casca da non per forza esatto un festival funti bellissimo, se può caritati. Però sul festival nostro è fatto scetti da Serramannese, cioè i coordinatori du se stessi e d'uscisi funti scetti da Serramanna. L'unico strangio, eu sa fotografa che ringrazio per le bellissime immagini bellissime che è Giulia Camba, anda bene, bravo. E su grafico che ringrazio hai fatto sta maglietta, esatto, che è Luca Crippa. Non avete con me una chi ben si sanno ieri ti devono e non caso esiste aveva questo nome strangio sì, questa prima edizione allora assessori a sa cultura Guido Carcangiu che sta sediatori de Strangius che collaborava con questa associazione Terra Cruda pazienza zero bono a Ivo e a sospite Luis Chiles che Antonio Gramsci ha studiato in suo ginnasio del Santo Lussurdo. Saluto se baso, so bella friscura. Stefania, un basi da tuo puro, ma friscura pago. E studiamo in Santo Lussurgiu in suo ginnasio, via di un ginnasio comunale. Gramsci non ti questiona me da bene di questo ginnasio. Non è littera, è nara 3 sedicenti professori. No. Non il fuoco, è Corriere del Fuoco. No. Non ti questionano bene del suo ginnasio. Poi su gli ha fatto esami migliori stanzi e infatti però sta un liceo importante. Ma in Santo Lussurgiu hanno fatto un bellissimo itinerario Gramsciani in domus in cui Gramsci via da Meda uno saluto ai amigos del RTS e a Peppi de San Marmilla sempre in bello cosa tenete a regione Veronica grazie sono Basiledo non conosci sa Veronica sì. Certo, ottima cultura. Una picciocca di oro dessa lingua pure. Ci vuoi contare pure? Veni a intervistare che hanno passato. Bravissima. Io ho fatto anche un libro de Sudrigo. Sì, signore. Bello Italiana rendi. Gramsci, e adesso offio andai, tornavo su Brasoi e adesso andavo a Bivi in Santo Lussurgiu. Quindi, nonostante la scuola, mi aveva davvero affezionato. Dopo un libro, poi devo studiosa a Ritarca su Gramsci a Santo Lussurgiu. Si vuoi di... Si tu consigliavo a Stefania. Sì, ma che tu conosci già Stefania. Fatto, tornando a suo conto, riuscì che ti verrà da cristiane del Gramsci? No, ma devo dedotto, sì, signore, ma che adesso trigo puro, trigo capelli. Bello poi vai panico, su bello. Sì,
antico. Sì, sì. Ascolta, quante ne hai fatto di edizioni? 8 edizioni si prossima, che dai commenteremo insegnamenti. È il suo titolo di Occano. Sì, insegnamenti tra maestri, tra elementari, spirituali, buoni e cattivi maestri. Bello. Tu dai scioverà? No, questa è un'altra cosa bellissima. Conta? Fatti tutti il ramanese su. Poi te bello. lo vedevo votai. Ponevo su una terna Là, questa è l'edizione di Occano. Che sì, stiamo? insegnamenti, sì. Insegnamenti, dai, imparo. Una terna de Demasa e Bello chi è. vedi in cui due vota e poi sempre Proprio decide organizzazione partecipata. Sì, che sì, nota sempre. mai, insomma, No, non ci volesse no, in no, mezzo no. Sabida. No, imbrogliato però si manco Hai cibo rosesi. No, assolutamente. Esatto, edizioni ita demasa tenianta. Beh, ad esempio esseri umani, la cura. Ad esempio, solo contare una cosa. Conta. In edizioni della cura. La cura. La cura, quindi si questiona dessa cura ed è Pia Bei, ospite, un giornalista Rai, Vianello. Milla, là, San Regì, anche noi sta attenta. Ma è troppo bravo. Nicola, bravo. Nicola, grazie. Via da De Pia Bei, un giornalista Rai, Vianello. Dargo, questo mi manda a retressa per la prima edizione, sì. E su, io tento ictus. E poi un anno e mezzo non podia questionare. E io ho scritto questo libro bellissimo sulla parola. Certo. E vedi, sia una beniada e poi davanti il direttore di Rai TG, insomma, una cosa. E quindi noi posso provare. E mi basta da sta manager, no, ma abbiamo tenuto disponibili un altro scrittore mondadore, poi no, e chi? Angiorini, su medico, su dottore, il dottore più bello d'Italia. Non lo conosci. E tu è ancora su video, tra l'altro, in cui tu sei abbastanza corpulento, tutto mezzo trotto, questo non io mai visto dal vivo, via bene con Saveni, con Savicciocca, non io mai visto due persone così belle in vita, dal vivo. E comunque, facciamo così. Su belle sa bestia, no? Senti, via sempre Ibreu, quando andano 50 persone, 60 persone, non che vi andavamo, poi vi sono ancora singhizzo su festival, però no, ma voi ti commenti ma questa cosa. E comunque, dopo isso, accostati sul microfono. Dopo isso, via da Beppino Ingraro. Deppia ben Beppino Ingraro per questione di Luano. E comunque, fai questa intervista, poi su bravo, scetti del tempo televisivo, di a più coordinare dopo il task via suttimo, e quindi rispondi in 2 minuti, a Savino non ci diamo qui, perché poi era sul salutismo, puoi immaginare dal esperto. Se immagini questa salute. Esatto, espertissimo. E se ti ha fatto, a un certo punto si indiazza due nomi, io ho un dolore qui, e non si rispondia, era bravissimo. Comunque finisce l'incontro. Dopo ci deve essere canico interro, canico sposorio. Ma insomma, questo è un che riempie di questo un di esseri e incomincia a entrare la gente. Si riempie questa sala, oltre 100 persone, ma veramente. Poi questa gente o via da Ingraro e in cui noso totusu e in cui noso totusu e io comprendo che strano sostenere pubblico. È un pubblico una cosa esigente, cioè o via da stimoli, o via da un festival, un festival militare. Ma Serramanese, sì, Serramanna, sì. Allora, no, quando facevo sul festival, su 70% di Serramanna che viene sul festival. A pago. Poi certo, è venuto da Lamanes, è venuto Mario Capanna, quest'anno non si è ingizzato sul festival su Tresi con Luigi De Magistris, è ovvio che ben gente di Buru da Fora sa. Tanto su moi sciuga il vopuru, dopo che un morrongiao, poi da che da festival non si chistio a dansardo, non si presentano al libro in sardo questo però perché a noi si fa
si va da si usa ancora a capiaso come annao questo picciocco dottor Dreher che lui vodi canquagita vai di ospiti poi su sardo si usa ancora sti aici a livello orale non si usa abituato ad un ligiri in sardo tocca da chi dotto su fazzato pago sforziceddo può imparare dice ma io sono mancavo che dedo de bruso può scrivere poi da chi uno però bisita questa cosa chi uno du ligiri in sardo impara da pensa come ti è andata scritto, comprendi? Come te che uno impara a scrivere, pensa se leggende. Difatti se quando uno legge in meta vai pensa per spago errori di ortografia, quindi devo mai spezzo una lancia, anzi spezzo un vasolletto, poi finché se fai questa fregadoria a Giuseppe Manieschi esti bravo meta, devo dire proprio stima, poi se è andata a meta porta a Avasa, poi te sono sceso sicuramente io da Dannai, da Regodai, che è stato fu meta, che ci una di cose di Gramsci pure, poi a lingua sarda, duscioso, che ci teniata e tutto canto, e dunque noi spezzavo su vasoletto, poi portai più un libro su un sardo, o mancai vite se canqua presentata in sardo a intro dei festival letterari, ma poi da più ottimi. Tra l'altro poi chi è andato in spagnolo, ponai, a un festival sardo, e duato presentata in sardo, o spagnolo o catalano o o sudamericano o o cubano, lo comprendi di pruso, de comprendi italiano. Dunque, dai che si inciammollano su essere pago pruso internazionali, sì. Tandina rai so altro su, tu di accordo usessi? Te sono di accordo che stiano c'è usato? Ah, e tanti no, sono di accordo. Beh. Poi vai su Scoop, dai. No, allora, scoppia, innanzitutto, scoppia. ovviamente i data adesso festival che vai. Certo che vai. Dei capodanni ai 5 dei capodanni, Oh. poi dei 10, dei su 10, a su 13, sempre dei capodanni. Sempre E capodanni. poi su 2 dei Santuini. Ah, 13 indivisi, 13. No, scetti su 2, è Questo l'ultima sono- giornata, sì, l'ultima giornata. Sì, mattina, andame. Santuini, no, sono Santuini, certi nanta mese la Damini. La Damini proprio, no, esatto, la Damini, no, Campidano. su Santuini, poi su 25 è Santo Angio, San Gavino Martire, quindi Sì, non sono a signori, Santuini. Sì, signori. Dunque, si è presentata, questa è Saghescia di Antonella. Sì. Si è presentata Allora- in sardo in allora, sul è una festival. cosa- Canto da vesi. Allora, prima di questo ho una cosa, te da ragione. Ma che siamo a due? Te da ragione devo da punnao durante un venium in Leonelli, sa prima di dell'Icanias, e a punnao Un altro festival. un altro festival importante, noi siamo un partner con Di l'Icanias. Cristian E sta cosa è giusta, te da ragione. Non solo, No. possa lingua poi si che stanno per questo usato nei festival letterari. Non sicuro se sta colpevole di questa cosa, può hanno. È difficile, no, letteratura autobiografica, città letteratura biografica scritta in sadro. Però dopo ci caicano in soluzioni. Ma questa soluzione, secondo me, mi adesso bella, visto che 75 il festival finanziato da questa regione. Non funziona così. Chi si denesse che qua premialità di vuru possa letteratura sarda. Già creo. Sarebbe una forma, e adesso una forma egemonica, poi fai sì che sa gente tornesse a stampare in sardo. Che sia A raccontare su Cannoso e ho stampato un po' quanto bidano di benvenuto certo. Novina, lo Solaris Bianco di Cicci Tommasala. Sì, signori. E si pubblicata. In su 27, Gramsci scrive una lettera a sua mamma, noi mesi che è in prigione. E di narra, vorrei una coppia, io voglio una coppia di Sascomunica de Breda Antioco. Dia stampata carta di Oristano, tipografia carta di Oristano, scrivi. Ancora si gatta. No, questa tipografia no, ma il problema è che non si gatta più coppia, che prima si gattata, e poi non si gatta coppia di Sascomunica No. per l'Antioco. No, un'edizione di Beccia edita della Torre e un'altra edita Salvore, ma non si gatta, è un documento importantissimo, tu decisi, scritto del Settecento, il capitanesimo fondamentale.
e non due. Mi saluto da Casa Borrelli, Danilo, un saluto a voi. Allora, no, dopo una cosa, a proposito di Pau e di Danilo Casaborrelli, traballate in gioco. Sì, noi traballo ora in biblioteca. E mi fa piacere, poeta, devo che stiamo usato, ma me la grazie a Pau. Cioè, t'ha fatto scuola no, poi tenuto che stiamo a me. In Pau, bravo in Pau, babbo, via segretario comunale, mamma maestra elementari. Tra su questionante in sadro, ma con noso figlio su, anzi sempre questionante. È una cosa generazionale, è una cosa generazionale, no, infatti, ma quando si andando a traballare Pau, questiono su plus usato, infatti a troppo che tu che stiamo messo usato, insomma. Però e quindi sì, quindi un saluto ai amici su Devao. Quindi questo Vogranci Susatro sanno passato salittera Teresina esatto, salittera Teresina, ma sul fatto che Susatro quando si parla di lingua c'è un fattore egemone, insomma Gramsci nasce linguista. Questo non diciamo molto bene. Gramsci quando anda dalle università si iscrive via dall'allievo di Bartoli, Bartoli addirittura dobbia concorso ma non è un caso che il massimo teorico politico del Novecento ben da sa scuola linguistica. Poi poeta linguista Gramsci, linguista Wittgenstein e linguista Noam Chomsky. Poi questo è vero. Sa lingua è la forma, e la forma crea la forma del pensiero e anche del suo pensiero politico. Ahí c'è su passaggio. Sì. Non è un caso. E quindi Tavadeoso è un problema in miso opposto. Si è opposto se stanno passando, io ho fatto una tavola rotonda, via sta benino due pure. Benino due pure a criticare? No, è stata tra l'altro non si aspetta io tutto questa gente. Appena sta sala. E sta gente è parlata contentissima e sa dopo now tocca da fare qualche cosa. E quest'anno su 4 e usa fai Ottovio con ogni di tedi un tema e su tema sa di maistus e maista lingua. Maestro sa da un grande maestro, ma che non sia sadro, ma è sadro, Francesco del Casino, su muralista de Orgosole, non scetti di Orgosole, da bene, per posso mi buzzolo pure. E poi ho fatto stata a fare un altro incontro con Ivo Murgia, ed è un incontro monolinguista. Sebbene sul libro di Ivo Murgia non è scritto in sadro. Questo è il suo problema. È un problema che secondo me è usato pure come operatore. Sì. Casti, adesso sto pensando con un libro in sardo, cosa di un mese o due. Di racconti. Massimo. Però è vero su Cassaprosa, quindi in sardo il Mui è del tutto scomparsa. Quasi del tutto. Però questo editore Condà che si è fatto una regotta dei 30 titoli tutto su un sardo, questo è paperile. Sì, ma vabbè, con una cosa già sagata, però è vero che sono frendi, questo è vero. Ma voi ti sei rammanna? No, dai, voi ti sei scioperato. No, mi hanno tazzeriato. In capo si punti per tenda ancora. Non uscì. Ma ti lassavo, quindi non ma stemma, come ti suscerai? Con questo sondaggio e basta? O partesi con una idea? No, tenevo su una terna e su quella terna la gente vota. E i ospiti sì? Questo pure a sondaggioni? No, i ospiti sì. I ospiti ogni addita du tema, quindi insomma vesti per complicato, ecco, fai sondaggione, insomma. Ma se direzione artistica dunque se condividi ne sannai commenti o è stata tua? Se direzione artistica è mia, però devo insano andando avanti con queste edizioni di locandine, resistenze, rifiuti, testimoni. Sì. Questo punto di vista esprima, e poi graficamente due sempre un filo conduttore. Certo.
Chi è sul grafico? Ecco, Luca Crippa dopo. Che dice, no, Dasi? Sì, sì. Luca allora. Crippa sa responsabile di questa comunicazione e Deborah Succa. Deborah Succa, beh salutato, dopo che notte devo pure Deborah, saluti Deborah, saluti te in casa. Quali punti iscritti cirati che ti punti bestia zappillo in questa nuova edizione, sì. Parti su sardo, ma se cercando di arrangiare. No, dopo una cosa, iscritti cirati un po' anche burocratiche, quest'anno hanno fatto una cosa antifinanziaria, i festival possano ghi pure, quindi uno traballa più tranquillo, su finanziamento. Ma una delle criticità si via questa, arriva questa comunicazione a giugno e tu devi fare su festival a settembre, quando sta già presentato il progetto a marzo. E quindi insomma poi il tempo questa criticità di San Reggio ha fatto bene, ha fatto una cosa, no, ha arrangiato bene, sì infatti. E quindi Italia da po' di essere. Ma su pubblico su pubblico, poi su pubblico adesso lo penso che un festival in 75 non tem ragione non tem ragione chi non domanda a gente del sul logo e questo devo già fatto. Si manca da dove Riseo via ragionando con questo Riseo deve andare poi tocca una cosa se Ramana poi traballa da questa cultura anche che è una strangios ad esempio a Riseo dove da una presentazione della autobiografia dove ciò che deve andare a ascoltare e a Pugastiao insomma si manca dove una fascia Stavi giocando. Ma pure studente universitario su Canincuno già e Caninquantro no, Canincuno. Sì, però sì, me Capodanni si scidica i disi due, però se uso ad esempio quest'anno collaboravo con su comitato di Santa Maria, poeta su Ginku io fadevo su tema maestri spirituali a mangiare Benedite Zugen Serra che è un maestro zen di Milano. Bello. Serra non è sadro, però stavo vita e soggio e quindi è sempre del monastero Il Cerchio, ha scritto un libro per Astrolabio Blandini che è l'editore più importante ed è un maestro zen, uno dei più importanti dei maestri zen in Italia. Con esatto su festival collaboraisi sì, tenevo su alcuni festival parte dell'Icania sì sempre organizzavo tavole rotonde su 20 canicu cosa quando devo fare ma tenete un coordinamento un coordinamento certo due pezzi poi quando vedo su progetto devo scrivere festival partner per queste date per questa cosa oi bissi a po' buffao troppo caffè mi piace su dussi a me e sì fai questo gioco ma non è che ti piace buffare acqua acqua ma con questa basca. Comunque questo di ciò come si spiega bene, Verso. No, non decidi, è bravo, Oh, a organizzare il festival fai a fanteria Cindioide. Pare di una brulla, ma non è stato. E a cattare gente che accettano lavoro da partecipare. Ma i soggetti di conoscere. Di conoscere, ma può essere una cosa più interessante. Infatti, sul festival noi siamo andati l'anno passato, fu di due ospiti su Vagheredo di ogni insomma, con Sommeria in noi siamo andati dove finse musica e dove entrare ciocco su giovane, su che sono andata musica classica, poi sono uomo bella, antica, ma tutto bella, a me piace a me, poi San Mary si da fatta tutta visitare. Questo pure è importante, a scegliere, di voi che sono ne prima. A scire ristrutturai, acconciai, andi torrai pesai, non so, io so proprio fatto danno, penso che tutto come ti fatta si domo prima. Sta modernità, se io avevo tutto su quella esatto, ma e non comprendevo su che ci vedevo. Quindi sciuscia si scosa, sull'adiri, domo su de verda, andi da sciuscia sa poita. Sei grandi ignoranti e poi vai a uomo de blocchetto su e a pussi si deve spendere si era de deuso poi
Sono verità. poi sono biritati, poi di callentai, poi di scritai e a saccabo. Ma le domo su dall'altri che punti, friscas insistate e calienti insieme, questo non è che devo sperimentare. E questo festival in si è andato organizzato di questo picciocco, e fu di 10 fu fatto un duomo bella e dunque fu di culturali proprio ad ogni livello vince se poteva mettere l'architettura è una forma di cultura. A me certe cose mi aggradano a me. E tocca da dare attenzione a queste cose pure. Ma ti sei fatiata spezzando il fasolletto su posta lingua sarda. Tocca che molto su seriosa ascoltare. Ma se si offende il disagio, possa gente se lo soffio, sai. Ma non te stanno a pausa, fasoletto. Si fa una bella insalata del fasoletto. Però tenete a ragione, sta domo capitano esesto un capolavoro di bioarchitettura, ah no? Sì, ma allora, poi due sto cosa. Su festival nasce di Mensa Ramanna, nasce di preo, dove su con l'associazione Terra Cruda. E quindi due altra cosa, Sudema Strangio Sbedi de un'autobiografia di uno dei più grandi studiosi dell'architettura sarda, ovvero Vico Mossa. Vico Mossa, via da Serramanna, pubblica da un Fossattaro a metà degli anni 50 architetture domestiche di Sardegna, è la prima pubblicazione fondamentali posa architettura tradizionale, e su Festival Deppi di Meda a Vico Mossa, infatti su Remi Internazionali è dedicato a Vico Mossa, poi da Vico Mossa scrivi i Cabilli, che è un'autobiografia della famiglia sua, cioè un strangio che vede in Serramanna e Gididor esatto, e torna tutto su conto, e questo libro bellissimo, ho detto ma Fossattaro dovuti domusu vengono pure in altro logo che hanno dovuti bruso, è un patrimonio culturale narrata bene Antonella Caverdeus. Secondo te è importante in sempre a decentrare, a non fare sempre questa cosa in castello, in vita spitticchedda, è fondamentale. Ah no? Dona pure soddisfazione, poi dopo a Tovio su ma in castello che fatto del noso vanti su triplo di persone, quindi insomma se la risposta è buona. La risposta è buona. Mi fa piacere, mi fa piacere. Torniamo a Gramsci in questo 10 minuti su Casciuga di Spedia. No, dopo che questione dedotto, questo dessa architettura, del patrimonio nostro è importantissimo. Ma difatti sì, ma i logo sono è importantissimo. Shopper apposta, no? Sì, infatti dovuti proprio andare come Antonella e Benida sanno Bassao, e io avevo una delle più grandi poetesse arabasa, Maram Al-Masri, grandissima poetessa francofona e araba, siriana, persiana, e un altro poeta francese, Kassir, d'origine libanese. E punti tre poeti più importanti sul mondo arabo, ed ho fatto due recital, due reading su premio Mossa San Vassadio a un rugbista. Un rugbista irlandese che ha giocato con Cuscetti e ha giocato come nazionale. McNeil importantissimo, poi diventa allenatore, un personaggio di grande forza morale, ecco, grande resilienza, no? Io non preferisco resistenza. Dunque se ti tocca fare qual è questa ricetta tua, poi un pochino un festival possa funzionare, arrennesci con sa gente, con il suo pubblico, e ti tocca a castiare. Secondo me chi fai ad esempio sul direttore artistico non tendi tendi responsabilità, ma soprattutto in una vita depessi uno chi traballa da questa vita, chi traballa da questa gente,
A me, ad esempio, a Riseo siamo andati a su bar, entrò sul gestore su bar dove io con un amico, fiat in trendi, ma viu, e venivo subito a mi salutare. Devo faccio uso, mi occupo di strangers, ma chi in un bar? Sul gestore, vede, mi saluta, adesso vuoi a buffumeta, ma finché per poco uso. No, però... Quando vedi, ogni volta si è riconosciuto un po' che si è facendo, per operazioni culturali che si è facendo. Cioè, è sta cosa, ecco, e questo quando di questionavo con suo staff, con l'assessore Giovanni Maccioni, con altra gente, e questo è importante che noi siamo riconosciuti, facendo cultura post vita. Che è importantissimo, questa è la cosa più importante. Stiamo battendo, ma sempre stendi voglio diventare percussionista Billy Cobham. Bello aici. Però è importante, Peppe, fino a fare su scambio, no? Tra ospiti, su strangio e su locali. Esatto. Poi cresci tutto, sì, a si confrontare a pari, a fare con cambio. E poi impara a ascoltare di pure, però che questione, impara di Bruce. Certo, hai ragione. E poi Funti succede a cosa bellissima, faccio esempio. Io ho fatto un festival sul cibo. E io ho osservato sul libro via Bessiu, manco un mese, Ibrahim Allò. Questo che di te senegalese? Sì, senegalese, di origini. Io ho fatto sul libro si zerria pane e acqua, poi su mani e s'acqua, via da su chi papà da mesudì, quando via da me sprasano i libicus. E prendo cicatrici, si è fatto bene. E questo vi succede, vi appena bessio sul libro vi ha bessio un mese. Mi capita da questo libro. Dolleggio, questo tenia potenzialità. Non vi ha scritto benissimo, ma tenia potenzialità. Ma ha scritto dei 78? Dei 78, sì, Villaggio Maori, un piccolo editore siciliano. Scusami da che ogni tanto che sto in italiano. E sa, Duzerrio, sa cosa, ma no, sa prima cosa. Ma tu come fai a sapere del mio libro? E vabbè, no, devo sapere appunto che sarà su festival, se ho già trabalhando passato. Bravo, sei serio. E comunque, questo vedi, di fatto vai un altro giro pure meno sedoso e piace tantissima sta gente. Quando questo mi hanno ma il libro, ma sul libro te piace, mi hanno detto... mi racconto di un italiano poeta, mi racconto questa cosa. È un libro che ha tantissime potenzialità. Questo è successo che voi 2 anni apostesi, Garrone chi? sul regista, ha fatto Mio Capitano ed ha fatto sul libro di Ibrahim. Basato sul libro. Sì, e noi siamo stati i primi a due presentare. Bravo. Po' strangio. Non può più una travura di ciò che è da sì, no, questo è no, due sempre. Gente, Anna Rita Guenei, questa è liberiana. E ciò che è da liberiana, no, io sempre stavo mezzo attento. Ma quest'anno, no, questa sempre autobiografia, letteratura autobiografica. Poi, sa poesia è sul massimo questa letteratura autobiografica, che non è poesia, chi non è letteratura autobiografica, sa poesia, insomma. Ascolta, me torrei a Gramsci questo 5 minuti su Chisavarranta. E te sei scombinando, te hai fatto, te sei concordando con questa biblioteca gramsciana? Ma no, beh, stiamo facendo insomma, stiamo facendo di mezza attività di biblioteca pure, poeta. Ma questo volume si commenti punti a regalare, comparare? No, comparare, no, per pigliare un finanziamento regionale, poi biblioteca privata, sa. E ottenuto una donazione bellissima de Vago, de un fondo sul 68, de un De Castello, Gianni Piras, esatto, e infatti poi con Mario Capanna, insomma, proprio sul movimento del 68 è venuto a Viciocca e ha fatto la tesi di laurea su Vundu Piras, si chiama da Gianni Piras, sì. De Castello, sì, De Castello, però sta lì da me in Milano. Quanto volume si sa? No, soprattutto documenti. Ciclo Stirausu, manifesto su e chi sa fatto ha fatto una tesi bellissima su
una situazione che in Sardegna succede durante l'epoca dei colonnelli in Grecia. Ah, I giovani, che hanno vinto d'accordo ovviamente con questa dittatura, 20 a Castello a studiare. addirittura. Sì, dattori, sì. Curioso questo mondo. E fanno un giornaletto duro. Che Non non mi so ricordo. degno. E quindi Issa ha fatto questa Bicioca, ha fatto questa tesi a Zuba Una cosa curiosa, dei studenti grechi, una bella tesi, studenti grechi Non diciamo nulla. Sì, sì. Mandami Nicola dessa regia, vai a carità su se evento che non lo questionai. Il programma con questo mese questa uscita con Gramsci e con Strangius. Là, aspetta vago che mi ha posto su se evento un maestro Nicola. Dunque, Fogo e su Disconode su Dottore, che tu conosci, sabato in Castello, su 18 tra due disi. Du presenta da intro del suo festival, questionando del festival Palestina in Sardegna che vunti a 10 edizioni, si vunti sul Lazzaretto de Sant'Elias in Castello. Ai 10 tornano a Bagia i due, il suo libro è bello, il suo dottore è già benissimo, lo sono intervistato, si è presentato il suo libro sul disco e tutto quanto. Dunque, chi sei in Castello di questa parte, Bagia i due. Torreso a suo conto de... Palestina, oh. Quest'anno finì su festival su Drege appunto de Capodanni con su tema è padri e figli maestri e per figlio maestro teneus un libro che abbiamo in noi de inedito di Vittorio Arrigoni con sa mamma e Gidia Beretta, quindi noi serrai, esatto, eu serrai con Egidia Beretta e con Giulia Manzi, pedagogista, figlia di Alberto Manzi. Il maestro, non è troppo tardi, esatto. E quindi uso a gabbare su festival con padri e figli maestri. E con la biblioteca? Con questa biblioteca greciana, questa biblioteca greciana tra l'altro collabora con Strangius certo. e fa un'altra cosa in estate nella Rosa Serrata. Si va, è troppo basca. Dopo tornare grazie a Sfina Santonella a Lucia Chiu, non dopo mai intendi questo sanguinà. Chiu. Lo conosci a sta dove? Ma intendo ma deve essere cosa di questo logo su. De 300. Peppe Manias, grazie. Sì, che dici che sei sentito bene. Non riuscivo. Speravo. Oggi ci si piace un capodanno per fare cosa bella. Speravo bene. Con tutti gli altri si intende a Sagita che intra da Sibiri. Arrivederci. Saluto a tutti. Questa vaia è fatta con s'aggiudu dessa regione autonoma de Sardigna, in prentas 2025-2026, lei dessa regione 22 de su 2018.